Si è svolta ieri sera a Marina di Palma di Montechiaro lo Street Food Day, un'iniziativa voluta dal sindaco della città del Gattopardo, Pasquale Amato, e ben accolta dalla gente e dai tanti turisti che hanno popolato la piccola frazione balneare di Marina di Palma, che per l'occasione è diventata anche isola pedonale, una novità introdotta quest'anno dal sindaco e positivamente accolta dalla gente presente, che poteva tranquillamente passeggiare con la famiglia e i bambini per il lungomare senza il pericolo delle auto e delle moto. Palma di Montechiaro oggi si propone al grande pubblico e lo fa con una giornata che ha diversi momenti, dalla riscoperta di un mare con le gite in barca a questo che è un momento clou, la valorizzazione del cibo di strada, lo street food. Il disegno è quello di riconsegnare alla villeggiatura Marina di Palma, località di villeggiatura così è nata, aveva perso l'identità e quest'anno con le attività che abbiamo messo su della ZTL, di un controllo sulle spiagge, la liberazione degli arenili dai parcheggi, è stato un modo come riconsegnarla alla naturale destinazione di quest'area. Ebbene, oggi cosa facciamo? Oggi ci incontriamo sempre per creare animazione, come un luogo di villeggiatura che si rispetta e dovrebbe fare, e lo facciamo scoprendo da una parte le coste e dall'altra un grande valore del nostro territorio. Non dimentichiamoci che la dieta mediterranea si è guadagnata l'attenzione mondiale attraverso il riconoscimento dell'UNESCO e lo facciamo anche con un apporto importantissimo. Noi, stasera a guidare la squadra dei cuochi c'è Fabio Potenzano a Palma di Montechiaro, che lo fa per amore di questa terra, anche se palmese non è siciliano, e ci onora tantissimo il suo contributo. Prima della degustazione, a base di cibo di strada al momento preparati come panini con panelle, con la milza, polpo bollito, spiedino di pollo e manzo, fritturine di pesce, cucina senegalese, un convegno sul tema della serata con la partecipazione di Claudia Casa, di Legambiente, Enzo Camilleri per il distretto turistico Valle dei Templi, Massimo Brucato di Slow Food e dello chef Fabio Potenzano, volto noto del programma di Rai 2 Detto Fatto e vice campione mondiale con la squadra nazionale dei cuochi. Questa sera a Palma di Montechiaro si parla del cibo di strada, lo street food, quanto importante lo street food oggi in Sicilia in particolare, ma anche fuori dalla Sicilia. Quale riverbero ha? Ma lo street food è una tradizione veramente millenaria che abbiamo. Se pensiamo che Palermo si posiziona al quinto posto nel ranking mondiale per varietà di cibo, quindi abbiamo ai primi tre posti tre città asiatiche, poi abbiamo Marrakech e poi abbiamo Palermo. Ma non solo Palermo, perché la Sicilia vanta veramente lo street food in tutte le sue sfumature. Se guardiamo tra quei dibattiti simpatici tra Palermo e Catania sull'arancina, arancino, però lo street food veramente riempie le strade, riempie i momenti della giornata legati, scandisce veramente i momenti della giornata. Quando un operaio finisce di lavorare che si ferma e allora va a mangiare il panino con la milza, il panino con le panelle assieme ai colleghi, e quindi diventa veramente un momento di unione. Quel momento di unione che rende felici e liberi, perché il fatto di mangiare con le mani è qualcosa di liberatorio, qualcosa di veramente di piacevole. È chiaro che uno lo fa nella propria intimità, ogni tanto ci ricordiamo i nonni quando ci dicevano che mangiavano la pasta sulla tavola di legno e uno se la portava vicino, la porzione vicino a sé, la mangiava con le mani, no? Questo è un rito che oggi ogni tanto per unire gli amici, le tavole lo si fa, ma non abbiamo inventato niente, quindi lo street food ha un ruolo importantissimo a livello regionale, a livello nazionale, ma a livello mondiale.